ringrazio Dio, noi attori, che abbiamo il privilegio di poter continuare i nostri giochi di infanzia fino alla morte, che nel teatro si replica tutte le sere. Maestro, grande maestro, Gigi Proietti, allora mi sa tanto che dobbiamo dare il chi è di scena. Ti salutiamo così, grande maestro delle scene, grande maestro della televisione. Sei uscito da grande protagonista il giorno del tuo compleanno, in questo giorno particolare anche per noi siciliani. Vogliamo salutarti e ringraziarti perché sei un grande maestro di vita, di teatro, d'arte. Grazie a Gigi Proietti. Signori e signori, siamo pronti per iniziare questo appuntamento del lunedì. Benvenuti a Io Compro Siciliano, il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e noi iniziamo sempre nel nostro consueto modo. Grazie, 258.557 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Rinizia una nuova settimana e oggi è un giorno, come dicevo poc'anzi, particolare per noi siciliani. Il 2 di novembre è la giornata che dedichiamo alla festività dei morti. Sì, una festa importante per i bambini, un giorno in cui i nostri cari vengono a trovarci e ci portano doni e ci portano tante le cornie che servono un po' a ricordare i momenti felici in famiglia, ed è un appuntamento atteso dai bambini nella notte tra l'1 e il 2 per far trovare il famoso cannisciu, con dentro le delizie del palato, i tetù, la frutta martorana, la pupaccena ed ancora ossa di morti, nucatoli, frutta secca. Insomma, un giorno di festa per ricordare i nostri cari, e noi iniziamo la nostra settimana un po' augurando a tutti questa buona prima festività da trascorrere insieme in famiglia. Siamo pronti? Oggi viaggeremo in Sicilia, andremo a trovare a Misilmeri, una nostra cara amica, parleremo di ceramiche, ed ancora ci sposteremo a Palermo, nel cuore della città, in via Dante, perché parliamo di ecogioielli. Perché vi dimostreremo che non bisogna assolutamente mettere da parte nulla. Avete presente le bucce dei pistacchio, ancora la buccia delle arance, ancora le bottiglie di plastica, ancora le cannucce, ancora i bijou che non utilizziamo più in casa? Beh, c'è veramente tanto da creare. Basta un po' di passione, fantasia e naturalmente preparazione. Noi avremo questa puntata tutta al femminile, tra l'altro le nostre ospiti specialissime di oggi le troverete, sono due aziende che troverete all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Viaggiate attraverso le nostre aziende, oltre 50 aziende, oltre 2000 prodotti che raccontano di noi e delle nostre eccellenze. Bene, io volevo salutare il nostro regista e ringraziarlo come sempre, Paolo Gatto, e siamo pronti per presentarvi le nostre specialissime ospiti. Andiamo a Palermo, nel cuore della città, parliamo di ecogioielli e ne parliamo con Anna Lanno. Ciao, ciao Katiuska, Buongiorno, buongiorno Anna, benvenuta, bentrovata. Beh, grazie. nel cuore della nostra bellissima città c'è un laboratorio, c'è un bellissimo negozio dove è possibile acquistare dei gioielli specialissimi. Perché Anna, in realtà la tua storia inizia un po' attraverso, noi diciamo il nostro è un racconto di storie, un contenitore di storie, perché c'entra la tua mamma. Perché che Sì. cosa accade? Nel giorno del tuo 18° compleanno, la tua mamma decide di organizzare una festa speciale. Ci racconti un po'? Sì, è stato quello il giorno in cui mia mamma ha scoperto di avere una certa manualità e una certa bravura nell'utilizzare materiali non consueti.
Da lì allora ho cercato di sfruttare elementi di scarto, quindi che ne so, la plastica, le bottiglie di plastica, i sacchi di juta che tendenzialmente vengono buttati nella spazzatura dopo che vengono utilizzati, così come le bottiglie. Allora, piano piano, cercando di combinare alcuni elementi, cercando di capire come lavorare la plastica, specialmente la plastica perché purtroppo ce n'è in abbondanza, è infinita, cioè è incredibile quante bottiglie di plastica si possono veramente utilizzare e quanto della bottiglia di plastica possa essere sfruttato. Da lì, piano piano, senza alcuno studio, mia mamma ha capito come modellare, ad esempio, appunto l'aiuto, la plastica, successivamente altri materiali come la cartapesta e piano piano anche le bucce d'arancia, le bucce dei pistacchi, che ad oggi comunque sono i nostri prodotti di punta, specialmente i pistacchi. Ci Successivamente, fermiamo, no Anna, ci fermiamo soltanto un attimo, perché così tra sì, l'altro diamo un po' una presentazione generale, perché la cosa bella, e sarà anche altrettanto bello vedere i tuoi articoli all'interno del nostro marketplace, perché sono dei veri e propri gioielli. Anche la cartapesta, quello che dicevi tu poc'anzi, mhm, c'è una linea per esempio di coralli realizzati proprio con la cartapesta che sono di una sì, bellezza, di un'eleganza veramente speciale. Io ti fermo un attimo però Anna, sì, perché oggi è una puntata tutta al femminile. Con mhm, noi abbiamo un'altra specialissima ospite, parliamo di ceramica e andiamo a trovarla direttamente a Misilmeri. A Misilmeri sapete, beh, a Misilmeri c'è un castello meraviglioso che è il castello dell'Emiro, tra l'altro risalente proprio all'Emiro Giafar II, un bellissimo castello, per tanti anni dal 1350 pressappoco al 1800 di proprietà dei Chiaramonte. Poi, ahimè, ha vissuto un periodo completamente di abbandono per poi nel 2010 essere di nuovo riportato alla luce con tanti lavori. Devo dire, lo sto raccontando questo perché la nostra ospite è molto legata al suo territorio, perché nelle sue ceramiche c'è anche un po' il racconto del suo castello, delle sue radici. Beh, signori, noi siamo felici di avere oggi con noi Gabriella Namio delle Casette Salve, Ceramiche. Buongiorno, salve, benvenuta. grazie di questa opportunità. È Gra- un piacere essere presenti con voi, grazie. Grazie Gabriella, grazie davvero. Senti, noi abbiamo Gabriella voluto raccontare un po' la storia del tuo castello che per te ha un senso molto forte, perché tu poi nelle tue ceramiche lo racconti. Sì, infatti volevo dare un piccolo scorcio qui del castello. È Eccolo. una fonte di ispirazione per noi misilmeresi perché si erge su una montagnetta, su un colle ed è visibile, per cui tutti i misilmeresi ogni giorno lo abbiamo presente e da bambini tutti siamo stati al castello. E diciamo che il castello è anche una fonte di ispirazione per misilmeri, per le varie manifestazioni. È nata anche una sfilata, il Palio dei Sestrieri, è molto bella, creata da un nostro compaesano Enrico Venturini, una sfilata in abiti d'epoca, tu parlavi delle famiglie nobili di Misilmeri e in questa sfilata proprio c'è d'epoca, ci sono tutti gli abiti d'epoca dall'Emiro fino ai tempi a poco tempo fa, con i cavalieri che portano una brocca. Dentro questa brocca piena d'acqua e si racconta che chi riesce ad arrivare fino al castello, che è molto ripida la salita, senza fare cadere dell'acqua, un giorno potrà trovare il tesoro. E invece questi cavalieri, organizzato diciamo in forma più ai giorni nostri, vincono proprio un palio, che è molto bello, è un'icona, è meravigliosa. Dicevi bene, Meraviglia. sì, Ci sì, piace dicevi tra l'altro, bene. sì. E nelle tue opere, nelle tue ceramiche c'è poi questo racconto del territorio.
Sì, Gabriella. c'è molto. Io amo tantissimo proprio il castello, realizzarlo in tutte le sue forme, tridimensionali, nei vasi, nella decorazione. Diciamo che è la fonte primaria e io ho l'onore di averlo portato in tutte le parti del mondo. Questo castello si trova ovunque, per cui per me, nel mio piccolo, ma è un grande onore, un grande piacere questo. Noi ci fermiamo un attimo, Gabriella, ritorniamo un Ok, attimino da Anna. Stiamo scoprendo un po' ok. la storia delle nostre ospiti. Anna, così come vi dicevo, Anna Lanno, lei realizza bellissimi ecogioielli con materiali che sono poi materiali di riciclo, Sì, dalle bucce d'arancia, come diceva poc'anzi, piuttosto che le bucce dei pistacchi, attraverso poi anche delle opere molto importanti di studio, perché poi c'è anche Anna nel lavoro tuo e della mamma, ci sono tanti corsi, no? Ci sono anche dei modi nuovi per poter utilizzare materiali affinché poi restituiscano anche un effetto differente. sì, Poc'anzi parlavamo della cartapesta che poi agli occhi ci restituisce questo bellissimo attraverso la vostra lavorazione, proprio come se sì, fosse una linea di proprio coralli questo. belli. Ecco, guardate, ed ancora poi guardate che meraviglia. Ed Questo- ancora queste bellissime, guardate un po', vediamo, eccoli. E poi c'è anche, lavorate, se non erro, la fibra vegetale derivata dall'amido di mais, Sì. e poi ancora appunto la plastica delle bottiglie. Poc'anzi tu dicevi non viene buttato proprio via nulla, affinché poi si restituisca, perché c'è questa lavorazione che fate che poi restituisce un po' la sensazione del vetro, no? È come se fosse poi fossero degli oggetti di vetro. Sì, la plastica si presta molto proprio a questo effetto perché più piccola è, più viene, diciamo, lavorata, più dà una sensazione di essere un pezzetto di vetro. E la gente si stupisce perché spesso mi dice: Ma è leggerissima, ma al tatto neanche si sente. Perché chiaramente, appunto, sulla pelle dà proprio questo effetto brillante. Tant'è che È noi abbiamo vero. una collana che abbiamo anche nel vostro marketplace, che ha dei piccoli pezzettini di plastica che cadono proprio sul décolleté. E secondo noi è quella più bella perché veramente sembra un gioiello di chissà quale valore, ma in realtà è un pezzo di bottiglia di plastica, niente di più. E io Sono invece proprio devo bellissime. avvalorare, Anna, quello che tu stavi dicendo poc'anzi, no? Perché io ho avuto modo di indossare dei vostri ecogioielli proprio per sponsorizzare i prodotti e quindi naturalmente il marketplace, e devo dire c'è grande eleganza. Questo proprio che stavi dicendo tu adesso è una bellissima collana e sembra davvero quasi una cascata di mare sul collo, cioè devo dire c'è veramente grande racconto della Sicilia, perché la cosa bella è che nei vostri ecogioielli c'è un Mhm. racconto della Sicilia e della sicilianità, dalle piccole, da quella che è la forma della Sicilia, piuttosto che il fico Sì. d'India, piuttosto appunto che elementi del mare, piuttosto che i coralli. C'è veramente un grande racconto legato alla sicilianità, Anna. Sì, e mia mamma è molto attaccata alla sua terra, cioè non che è la mia anche. Soprattutto il valore principale che cerchiamo di trasmettere è quello di proteggere l'ambiente, proteggere la terra in cui stiamo, oltre al fatto che la Sicilia per fortuna ci offre qualsiasi cosa. Tant'è che la collezione dedicata alle bucce d'arancia è proprio ispirata alla Sicilia, perché noi facciamo anche sempre riferimento al fatto che quando odoriamo queste bucce non facciamo altro che ricordare la nostra terra di agrumi. Ci ricorda tantissimo l'odore degli alberi, dei mandarini. E quindi sì, c'è un particolare proprio attaccamento alla nostra terra e cercare di valorizzarla per quanto più possibile, perché ricordiamoci che nel momento in cui buttiamo una bottiglia di plastica, non la ricicliamo o comunque va a finire in mare, in qualche modo ritorna a noi.
esatto, negativamente. ed è vero. E vedete quanta coscienza poi c'è anche nel racconto di Anna, e quindi queste nuove generazioni che attenzionano non solo poi quelle che sono idee nuove, originali, ma attenzionano realmente la qualità della vita, il nostro ambiente, e questo per noi è un grandissimo segno, cara Anna. Ma torniamo da Gabriella, torniamo a Misilmeri e continuiamo la nostra bella conversazione con Gabriella. Vi ricordo Gabriella Namio, le casette, parliamo di ceramica, parliamo anche nella ceramica di Gabriella un racconto del territorio. Parlavamo poc'anzi del bellissimo Castello dell'Emiro, ma Gabriella, senti, come nasce questa tua avventura nel mondo della ceramica? E allora la mia avventura non è molto lontana nei tempi. Ho cominciato 10 anni fa ed è stato quasi un sogno che ho avuto. Non avevo mai fatto ceramica, però ho avuto sempre la passione per l'artigianato, per l'arte. E così è nato questo desiderio di voler trasmettere, diciamo, la mia passione, il mio cuore, la mia anche emotività, tutto quello che può essere dentro, diciamo, il cuore, poterlo trasmettere negli oggetti che si realizzano e poterlo anche fare girare, poterlo presentare, diciamo, parlando del territorio. Abbiamo anche i fichi d'India, abbiamo i limoni, abbiamo Missilmeria, il paese dei loti pure, che provengono addirittura dal Giappone. Così è nato per un sogno, un hobby che è diventata un'attività. Diciamo che mi sta motivando tantissimo, nonostante l'età, mi sta motivando tantissimo. Per Ma me non, è il mio motore che mi rende viva, insomma, questa attività, mi dà il desiderio sempre di creare cose nuove e proporre, diciamo, i sogni, ecco, perché nella ceramica c'è anche un sogno interiore che si trasmette. E poi la cosa bella della ceramica, Gabriella, e poi leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici, naturalmente. La cosa bella della ceramica è che, dico sempre, c'è quell'aspetto dell'incertezza, no? Quando si mettono i lavori in forno e tu apri quel forno e dici, chissà mai se il lavoro ha preso quella determinata forma piuttosto che quel determinato colore. C'è sempre la sorpresa di ciò che troverai non appena si apre quel bellissimo, no? Proprio la porta del forno, dice, oh, chissà cosa mi restituirà poi oggi, perché è vero, è proprio un'alchimia, dico io. Sì. Fermiamoci soltanto un attimo, Gabriella e Anna, perché vorrei leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici che scrivono come sempre all'interno della nostra diretta. Allora, c'è John Blandi. Buon principio di settimana, Katiuska. John è un siciliano, un carissimo amico che vive a New York, segue sempre le nostre dirette, quindi ciao John, un saluto a te, un abbraccio grande. Ancora Luigi Malerba dice buongiorno da Lecce, bellissima, buongiorno a tutti, ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici pugliesi. Mariano Carbonetti, il nostro grande chef, buongiorno Katiuska, una felice settimana per te e le tue ospiti. Faccio una nota su Mariano Carbonetti. Mariano, insieme a Francesco Caravello, proprio all'interno del nostro marketplace, visitatelo www.iocomprosiciliano.com, troverete anche l'azienda di Gabriella Namio, le casette ceramiche, ed ancora gli ecogioielli di Anna Maria Lanno. Dicevo, lo chef Carbonetti si dedica alle antiche ricette insieme a Francesco Caravello. Oggi, sapete, è una festività speciale per noi siciliani a proposito di tradizione. Potrete seguire lo chef Mariano Carbonetti e Francesco Caravello ad Aperitivo Social questo pomeriggio alle 18. Andiamo avanti con i messaggi. Il Faraone Palermo, ciao caro amico, grazie per essere collegato anche oggi. Buongiorno carissima amica Catius Puzza, ad Anna Maria e a Gabriella, due eccellenze artistiche. Quindi saluti anche per voi, ciao caro amico. C'è Dora Mirabello, buongiorno, anche Dora fa parte del bellissimo gruppo di Io Compro Siciliano, anche lei è una bravissima e straordinaria artigiana, realizza
dei bellissimi abiti, e quindi avremo modo tra l'altro di intervistare anche Dora. Ancora il saluto a tutti gli amici che scrivono all'interno dei nostri video party. C'è Concetta Namio, complimenti. Penso che sia la figliuola, Gabriella. Sorella, Questi in Puglia, sorella a Foggia. Allora la salutiamo. Ciao cara Concetta, questi video arricchiscono il nostro cuore. Grazie Concetta, grazie davvero. C'è ancora Enzo Morici. Ciao caro Enzo, buongiorno e tanti complimenti. Grazie davvero, grazie per essere collegato. Dora Mirabello dice Riccio, arte Sicilia, creatività, connubio perfetto, assolutamente, assolutamente sì. Bene, torniamo alle nostre due ospiti di oggi e torniamo esattamente da Anna. Anna, senti, tu lavori poi con mamma, no? C'è un po' questa collaborazione costante, ma io dico sempre ci piace quando c'è il passaggio tra il passaggio generazionale, no? Dei genitori, dei figli, ma lì, per esempio, il laboratorio, quando create, ma mamma, cioè la fantasia di mamma, adesso, tutta sincerità, ma supera a volte anche un po' le idee, lì sempre in continua evoluzione, perché io so che mamma è un vulcano, no? E quindi Sì. è difficile andare dietro a una mamma così? Beh, io penso sia più difficile andare dietro ad una figlia piuttosto che ad una mamma. Però dico, sì, è abbastanza non difficile. È strano assecondare la sua fantasia perché lo dico? Perché in confronto a me, mia mamma è un treno, è veramente un treno senza freni, quindi E capisci allora perché dicevo andare dietro la mamma? Perché chiaramente quando poi ci sono sì. queste mamme così veloci, no? Diventa veramente difficile andare dietro. Senti, invece Sì. Anna, volevo dirti una cosa a proposito insomma, di correre. Voi credete moltissimo in quello che poi è la rete. Parliamo spesso di rete, parliamo di collaborazioni, parliamo di quanto è importante sia arrivare un po' in maniera capillare attorno a noi. Voi avete un buonissimo collegamento, so in Veneto, ma so anche a Bruxelles, a Miami. Ci racconti un po'? Sì, la nostra strada verso Miami è stata aperta da Maria Giovanna Elmi, che ama in maniera spropositata le nostre creazioni e è diventata una cara amica anche di famiglia. Quindi in realtà questo successo lo dobbiamo a lei perché è stato un po' il mezzo che ci ha permesso di arrivare lì. Verso Bruxelles o comunque qualche altro posto. È successo perché comunque c'è stato qualche incontro, nel senso noi abbiamo avuto anche alcune vetrine alla Torre di Mondello, comunque lì c'è un passaggio, c'è un'affluenza maggiore rispetto Turistica. Sì, sì. Quindi comunque poi da lì sono nati alcuni agganci, alcune collaborazioni. Sì, e poi stiamo cercando di avviare qualche progetto, o meglio, non noi, ma siamo stati chiamati per un progetto sempre in tema di riciclo e si spera appunto presto di realizzarlo e noi faremo la nostra parte con quello che possiamo, certo sfruttando ovviamente tutto quello che troveremo, perché si tratterà in questo caso di utilizzare proprio dei rifiuti che troveremo in mare, ovviamente. Quindi ancora una volta si attenziona l'ambiente e quello che poi è il riciclo dei materiali. Gabriella, senti, io vedo dietro di te delle bellissime opere, sono proprio, e tra l'altro vedo ancora in uno scorcio sempre dietro di te anche un'esposizione. Io vorrei ricordare ai nostri amici che tu hai la tua sede a Missil Mary, dove vivi, dove hai il tuo laboratorio. Senti, ma una domanda, ma una ceramista a casa, ma avrà mica la casa stracolma di belle ceramiche oppure le tiene tutte chiaramente in laboratorio perché poi
cioè nel senso, io mi chiedo, essendo ogni opera, che poi è un po' una domanda fatta anche ad Anna, ogni opera poi racconta, no? Racconta l'esclusività di quell'oggetto, ma c'è un po' una, non una gelosia, non so bene come dire, ma quando si vende quel prodotto c'è un po' quella cosa, dice, "Toh, guarda, sto dando una mia creazione, chissà che venga Bravo. indossata bene nel caso di Anna, oppure nel caso di Gabriella, chissà che venga messa in un posto dove magari abbia il suo valore, la sua valorizzazione. C'è un po' questa cosa, Gabriella? Chiaramente sì, chiaramente sì. Innanzitutto casa mia è piena di teste di moro, io le amo in modo spropositato, per cui dove mi giro trovo teste di moro a casa. È chiaro che poi ci sono quegli oggetti che alcune volte è difficile anche venderli perché tu li hai fatti con una passione estrema, infatti alcuni articoli non li voglio vendere perché sono proprio cioè, un frutto qualcosa che per me ha un valore molto grande, preferisco tenerlo, preferisco Ah. guardarlo, goderlo, ma non venderlo. Hai detto Ma bene. questo non si verifica all'interno del marketplace, perché lì No, invece è chiaro. www.iocomprosiciliano.com potrete farlo È chiaro. E io in tutta di comodità. questo volevo anche salutare a New York degli amici del bar Villa Abate Alba che hanno i nostri prodotti con i cannoli. eh, diciamo, sono onorata di essere a New York pure. Ecco, e quindi Sì, come Gabriella, quello che dicevamo con Anna, è importante arrivare e spostare perché un po' quello che dicono i fondatori, no, di Io Compro sì. Siciliano, è importante che la Sicilia arrivi nel mondo e il mondo arrivi in Sicilia e questo è poi quello che deve avvenire poi un po' per tutte le eccellenze, non solo per le eccellenze artistiche, per il territorio, per tutto quello che rappresentiamo. Senti Anna, ma adesso Gabriella me l'ha confessato, insomma, che ci sono articoli che non vuole vendere, ma tu mentre ne realizzi qualcuno tra degli orecchini e le collane, piuttosto, ma ce n'è qualcuna che sparisce durante la lavorazione? Una sola, anche di più. Sì, 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 c'è molta gelosia, soprattutto da parte mia. Quando ad esempio mia mamma fa qualcosa proprio di sua mano, io non metto veramente nulla di mio. Io tendo magari a prenderla perché è un pezzo più che unico, ma dal punto di vista affettivo prima di tutto. È vero. Però deve pur passare questa cosa perché più comunque si progredisce, più cercheremo di ingrandire questa cosa, non potrò di certo Assolut- Allora, io essere direi di lì. fare, non si può perché poi, allora io farei una cosa, dico, visto che tra l'altro abbiamo fatto questa bellissima conversazione, io direi a Gabriella di inviare una bella ceramica di quelle, sai, quelle che ti togli, come dicevi tu, no? Un po' a fatica e inviarla ad Anna che la esporrà nel suo bellissimo showroom a Palermo. E di Ovviamente. contro, dico ad Anna, invia un tuo bellissimo gioiello da fare indossare a Gabriella, perché così, come vedete, anche in questo modo riusciamo a far rete, anche in questo Mhm. modo riusciamo a parlare dei nostri prodotti ed arrivare magari là dove non saremmo magari arrivati. Beh, tutto questo per raccontare come sempre le storie di Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano è un contenitore di storie, continuiamo a camminare velocemente e continuiamo a lavorare sempre per migliorare la nostra meravigliosa Sicilia. Vi diciamo visitate il nostro marketplace. Ancora troverete all'interno del marketplace, visto la vicinanza delle festività natalizie, anche le cosiddette ceste natalizie, cioè quella che è la grande confezione delle sorprese, dico io, della sorprese dei gusti, dei nostri prodotti. Sarà bello aiutare le nostre aziende sia come cadeau personale ma anche come cadeau aziendali per aiutare sempre e comunque le nostre aziende a crescere e soprattutto a non fermarsi. E mi soffermo su questa parola, non fermarsi, non molliamo, non fermiamoci, continuiamo nonostante la difficoltà grande del periodo, non
molliamo, avanti tutta. Senti Anna, Sì. ci sono dei prodotti e c'è una linea particolare in questo periodo, visto che si avvicinano le festività, ci sono degli articoli di punta, c'è qualche suggerimento che vuoi darci per qualche eco gioiello da indossare? Allora, per quanto riguarda gli ecogioielli, d'inverno consigliamo molto di più le bucce d'arancia o anche le bucce dei pistacchi, però le bucce d'arancia hanno quel colorito un po' più autunnale, un po' più invernale, perché già la buccia di per sé si presta alla colorazione più scura e quindi noi consigliamo spesso di mettere magari un abito di unica tinta per poi abbellirlo con questa collana che fa veramente molta figura. Invece per quanto riguarda dei cadeau oppure degli oggettini, visto che ormai si avvicina il Natale, stiamo creando degli alberelli personalizzabili da dimensioni di questo tipo, più o meno, fino a Più veramente grandi, alberelli ok. sì, più grandi Sì. e si possono personalizzare in qualsiasi maniera. Poi chiaramente si può sempre realizzare qualsiasi cosa perché essendo un atelier noi facciamo sempre l'esempio della bottega in cui si crea un vestito, cioè si può veramente chiedere di tutto e quindi si può realizzare veramente tutto. Personalizzare. Mhm. Gabriella, dei Sì. pensieri, dei cadeau natalizi da poter trovare da Gabriella Nani o le casette ceramiche? Tanti pensieri che Sì, raccontano la sì, storia del territorio? c'è di tutto, in particolare tante palline in ceramica che raccontano la sicilianità con diciamo, la rappresentazione anche di paladini, di limoni, di melograni. Poi c'è una collezione che va oltre per gli amanti delle cose un po' strane. Qui alle mie spalle ho creato, non so se si riesce a vedere, Sì, si ci sono vedono. delle palline, il tutto è personalizzabile e anche noi, anch'io lavoro anche a richiesta, per cui potete chiedere, non dico l'impossibile, ma nei limiti del possibile lo possiamo realizzare. Noi vi ringraziamo, Grazie a bellissime voi. signore, per essere state con Grazie. noi. Sarà facile poter visitare il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com e le casette ceramiche di Gabriella Nanio e Siria Eco Design, Anna Maria Lanno e i suoi ecogioielli. Noi ringraziamo Paolo Gatto in regia, Marzia Monreale per la redazione, tutto lo staff di Io Compro Siciliano. Ringraziamo ad ognuno di voi che siete stati lì a seguire la nostra diretta. Ringraziamo le nostre ospiti, gentilissime ospiti. Io Grazie a vi Grazie. voi. auguro buone Grazie. festività. Non molliamo, non molliamo, non molliamo, ma No, adesso no. dovreste per favore avvicinarvi alla camera. Una cosa fondamentale è che Mhm. sempre e comunque si cominci da noi in questo periodo particolare e quindi sempre e comunque, secondo me è importante, questo che adesso vi farò dire. Potreste per favore ripetere con me? Io 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 compro 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 siciliano. 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 Ci piace! Grazie per essere state con noi. Viva le donne, viva la Grazie. Sicilia! E Grazie a Grazie voi a per adesso, voi. l'opportunità. Grazie. Ciao. grazie, sigla, ci Ciao. vediamo domani alle 12. Ciao, Ciao! ciao, Ok. ciao. Buona Ciao. festività! Ciao, grazie. Ciao.